Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un video velocissimo perché voglio sto un attimino testando questa nuova modalità di registrazione che mi ha messo a disposizione l'aggiornamento del software che di solito uso per fare editing. Ok, quindi faccio un video super veloce anche per capirmi un attimino e vediamo come funziona questa cosa qua. Ok, allora vi ricordo comunque, a prescindere, indipendentemente da, che se volete approfondire gli argomenti degli ultimi video rimane valida fino al 1° giugno del 2022 la promozione di Veneto Formazione, che vi permette di usufruire del mio codice sconto SBALSIM22 per avere uno sconto sui nostri corsi di 200 euro da presentare e fare presente al momento in cui fate la richiesta per la consulenza barra per la vostra eventuale iscrizione a uno dei nostri corsi in streaming o in presenza nelle sedi di Treviso e Padova. Vi ricordo altresì che mi farebbe moltissimo piacere se vi iscrivete al canale e mi aiutate a far crescere questa simpaticissima community, così mi permettete di fare anche un sacco di altri video. Sigla! Bene, allora, una cosa che mi viene chiesta molto spesso e che non ho mai messo sul piatto perché comunque poi non ci ho mai pensato di farci un video sopra è banalmente come andare a creare una struttura in cui io ho il logo al centro e i due menu laterali, a differenza delle solite strutture invece con un logo da una parte e il menu dall'altra. Ok, per fare questo mi sono preparato una bella cartellina con un foglio di stile collegato con qualche asset soliti, ormai li conoscete più un contenitore, e mi sono preparato un'immaginina di un logo, ok, il mio solito logo del tema Sensei che andiamo a utilizzare da mettere al centro. Quindi velocemente, molto velocemente, andiamo ad imbastire il nostro HTML. Allora vado ad inserire un header e poi dentro l'header andiamo ad inserire il nostro bel container. Quindi andiamo a creare una struttura centrata, tra virgolette, all'interno del container andiamo ad inserire il nav. Nav sarà il mio contenitore flessibile che andrà a lavorare sui fili diretti e quindi ci permetterà di andare a mettere insieme in maniera corretta i cocci degli allineamenti. Ok, allora ovviamente se dobbiamo fare due menu dobbiamo fare due menu. Allora possiamo chiamarli anche uguali, tanto ci cambia poco. Facciamo ul menu li, vabbè, non sto qua a fare i link ragazzi, tanto alla fine chi se ne frega, voglio dire, stiamo solamente giocando. Quindi vado a fare link, ok, e poi vado a ripetere questa cosa per 2 o 3 volte. Tipo lo stesso menu lo vado a pigliare e lo vado a duplicare e quindi lo metto qui. Ok, quindi abbiamo il primo menu che sarà quello di sinistra e il secondo menu che sarà quello di destra. Fantastico. Allora, detto questo, qui vado a caricare il logo, quindi img, carico il loghettino. Il logo dovrebbe essere un link che rimanda alla home, lo sappiamo, ma insomma, ripeto, stiamo solamente giocando. Quindi img-logo.png, se non ricordo male. Molto bene, qua andiamo a mettere il brand, logo, andiamo a mettere l'alt, width, allora il logo quanto era? Che non mi ricordo più, 280 per 74 può essere, quindi facciamolo a metà, 140 per metà di 64 è 37 e andiamo a salvare. Ok, quindi la situazione che ci si crea dovrebbe essere questa. Mi sono fatto una struttura scura, vedete, quindi non si vede niente al momento, forse probabilmente del testo, però se mettevo la struttura chiara non si vedeva più il logo che ho scelto, quindi avevamo un problema inverso. Allora, come vado a gestire tutto questo? Beh, intanto voglio formattare un attimino le UL, quindi i due punto menu, così che possiamo vedere il testo. List style, andiamo a togliere i pallini, quindi facciamo none e poi andiamo a definire, facciamo il colore del testo, vediamo se me lo piglia già da qua senza lavorare direttamente sulle LI, a parte che comunque le devo trattare lo stesso le LI, vabbè, le piglia, fantastico. Allora, contenitore flessibile, allora abbiamo scelto nav lo facciamo diventare un bel display, tac, flex, e già così i nostri elementi si vanno a spaparanzare uno a fianco all'altro, vedete, quindi senza nessun problema. Poi possiamo prendere anche obiettivamente il nostro menu LI e possiamo trasformare queste in display inline block e possiamo andare a sganciarle un attimo tra di loro, quindi potremo dargli un margine di 0 pixel e una quindicina di pixel destra e sinistra. Vediamo come si comportano.
Ok, e abbiamo questo tipo di situazione, perfetto, facilmente gestibile, senza nessun problema. Dopodiché, detto questo, altra cosa che andiamo a fare, ovviamente, è tornare a lavorare sul nostro bel nav. Il nostro bel nav dovremo andare a allineare i vari elementi tra loro, quindi align items facciamo center, gli elementi si allineano con il logo, perfettamente, tutto perfettamente allineato, poi potremo prendere anche il nostro bel header e aumentare un po', diamo header, diamogli un po' di padding, che così facciamo un padding di 20 pixel sopra e sotto, 0 destra e sinistra, e andiamo ad allineare un attimino che si veda un po' meglio, insomma, cosa stiamo facendo. E poi magie solite di Flexbox, andiamo a fare il justify content, solo facciamo uno space around, così teniamo un po' di spazio e li avviciniamo un po' di più, e in men che non si dica non abbiamo combinato un cazzo perché non mi ha preso. Oppa, space around, grazie. Allora, tac, e siamo andati ad allineare perfettamente i due menu di navigazione e il logo al centro. Facilissimo, ragazzi, quindi questo è quanto. Madonna, è strana sta inquadratura qua, però mi ci devo abituare un attimo, non so neanche se mi piace. Non lo so, devo vedere. Ok, questo è quanto, ragazzi. Allora, noi ci vediamo alla prossima settimana e andiamo avanti con un'altra serie di video, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie mille per avermi seguito anche oggi, noi ci vediamo alla prossima. See you next time.